troviamo a Tovena, un borgo di 700 anime ai piedi del San Boldo. Siamo qui per cercare di dare una risposta a un mistero. Questa lapide all'interno del cimitero di Tovena è dedicata a Gheorghi Varashvili, al secolo capitano Monti, ma in realtà il corpo del capitano qui non c'è mai stato. Il capitano Monti morì tragicamente il 6 febbraio del 1945 sulle colline del Vittoriese. I compagni partigiani decisero di seppellirlo fuori del cimitero di Tovena. Parecchi anni dopo, il figlio Giorgio, giunto all'età di 17 anni, decise di traslare il corpo del padre per spostarlo all'interno del cimitero. Ma quando venne fatta la riesumazione, nel posto esatto marcato da un cipresso, il corpo del Monti non c'era. Ma una storia va raccontata dall'inizio. Come ci è arrivato in vallata il georgiano soprannominato Capitano Monti? Secondo le testimonianze riportate da Dalmas nel suo libro Sui sentieri della memoria, nel luglio del 1944 due russi arrivarono da Conegliano all'accampamento di partigiani qui a Tovena. Da un primo interrogatorio risulta che i due russi erano uno un capitano dell'Armata Rossa, l'altro il maresciallo che lo accompagnava. Il maresciallo era alto, di indole molto aperta, era abbastanza loquace e diceva di chiamarsi Peter. Il capitano invece era di statura media, con la pelle olivastra, era una persona malinconica, sembrava molto colto e parlava poco, spesso per lui parlava Peter. Nel 1944 i partigiani del Batiglione Farnese avevano occupato qui a Santa Ottilia due casere che fungevano da accampamento. L'unica cosa che diceva il Monti era di essere un ufficiale sovietico fuggito da un campo di concentramento. Monti si unisce alla Brigata Piave ed è qui che conosce il Barba e veniva chiamato così a causa della sua barba folta e rossiccia. Del Barba si dice di avere un'indole piuttosto combattiva. Nell'autunno del 44 i due georgiani, insieme ad altri partigiani, vennero ospitati in una cascina a Refrontolo di proprietà della famiglia Liessi. Il Monti ebbe una relazione con Paola Liessi. Da questa relazione nacque Giorgio, che prese il cognome del padre, essendo la Liessi ragazza madre, Giorgio Zambon. Il gruppetto era composto dal Monti, dal Barba e dal Castelli, più due alpini che erano state prelevati al presidio di Tarzo. Si nascosero in questi boschi nel pomeriggio, per continuare poi verso le prealpi verso sera. Un testimone ci racconta di aver offerto loro del vino e che in quell'occasione il Monti disse: «Questo sarà il mio ultimo bicchiere». Fu la presa della guarnigione di Tarzo a scatenare la controffensiva delle truppe nazifasciste. Posti di blocco, rastrellamenti in tutta l'area. Qui i partigiani andavano presi. I partigiani provarono a fuggire, ma vennero cerchiati e non ebbero scampo. Fu allora che il Barba e il Monti presero una decisione: vivi mai, e si fecero saltare per aria. I militari della MAS, felici per la vittoria, trascinarono i due partigiani con delle carriole da letame e li dileggiarono chiamandoli briganti. Il Castelli invece fu fatto prigioniero. Nonostante un suo tentativo di fuga, fu poi impiccato il giorno seguente in Piazza Salsa, nell'attuale Piazza Salsa a Vittorio Veneto. Una domanda sorge spontanea. Chi era realmente il capitano Monti? Qual era la sua vera identità? La storia ci racconta che il capitano Monti era al secolo Gheorghi Varashvili. Gheorghi Varashvili nasce il 12 maggio del 1914 in Georgia. Fu allevato da una povera famiglia di contadini. Studiò all'Accademia d'Arte di Tbilisi, laureandosi in scultura. Nel 1940 si arruolò nell'Armata Rossa. Nel 1943, nella guerra contro i nazifascisti, fu catturato dai militari italiani e fu tradotto in un campo di concentramento. Nel 1944 riuscì però ad evadere e si unì ai partigiani. A questo punto della storia nasce un secondo enigma. Gheorghi Varashvili, dalla biografia ufficiale, risultava essere uno scultore al quale mancava una falange del dito indice.
Da alcune foto scattate durante la resistenza al capitano Monti risultava che le dita delle mani fossero tutte integre. Possiamo quindi ipotizzare che il Monti non fosse in realtà Gheorghi Varashvili, e a porre un ulteriore dubbio arriva una lettera di Bartolomeo de Zorzi, personaggio legato ai servizi segreti italiani, all'indirizzo di Giorgio Zambon. La lettera di Bartolomeo de Zorzi è finalizzata a porre chiarezza, portando appunto la sua esperienza, sull'identità del Monti. In breve, egli dichiara di aver assistito nel maggio del 1945 presso la sede del CNL a Vittorio Veneto ad uno scambio di piastrine. Pare che l'identità di Gheorghi Varashvili, come risulta dalla piastrina e di cui era in possesso Peter, in realtà era volta a celare la vera identità di qualcun altro. E secondo Bartolomeo de Zorzi, questo qualcun altro poteva essere soltanto il Monti. Non poteva, secondo lui, essere Peter. Perché? Perché Peter era irrilevante sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista militare, in quanto era un semplice soldato, mentre noi ricordiamo bene che il Monti diceva continuamente di essere un ufficiale dell'Armata Rossa. Facciamo un passo indietro sulla biografia di Jakov Djugasvili. Chi era il primogenito di Stalin? Nel 1907, rimasto orfano della madre che morì di tifo a pochi mesi dalla sua nascita, fu allevato dalla zia materna a Tbilisi. A 14 anni lasciò la Georgia e si trasferì a Mosca per imparare il russo e per ricevere un'istruzione superiore. A Mosca visse in una dacia con Stalin e con la sua seconda moglie. I rapporti con suo padre non furono mai buoni. Dopo l'ennesima lite, esasperato dal suo atteggiamento dispotico, tentò anche il suicidio con un colpo di pistola alla testa, ma riportò soltanto qualche ferita. Tutto quello che Stalin seppe dire riguardo l'estremo gesto del figlio fu: non sa nemmeno sparare dritto. Ad un ricevimento Jakov conosce Yulia Meltzer, ballerina ebrea di Odessa. In quell'occasione arriva alle mani con il marito di lei e dopo la fucilazione del suo rivale da parte dell'NKVD, Jakov sposò la Meltzer ed ebbe da lei 2 figli. Il terzo enigma di questa storia riguarda la prigionia di Jakov. Fu catturato o si arrese al nemico? Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Jakov si arruolò nell'Armata Rossa con il grado di tenente d'artiglieria. Nel 1941, quando la Germania invase l'Unione Sovietica, fu catturato e deportato nel campo di concentramento di Sachsenhausen. Qualsiasi altro padre avrebbe fatto l'impossibile per salvare il figlio, ma Stalin no. Il dittatore non accettò l'offerta dei tedeschi, che volevano scambiare Jakov con un importante feldmaresciallo, o forse addirittura con il nipote di Hitler. Pare che Stalin affermò di non poter concludere uno scambio tra un generale e un tenente e che comunque suo figlio non era diverso dai milioni di figli russi che erano andati in guerra. Una seconda teoria vuole Jakov arreso ai nemici. Questo era un disonore assoluto che Stalin non poteva accettare. Secondo il dittatore, il figlio l'avrebbe fatto soltanto su suggerimento della moglie, tant'è che la stessa fu arrestata e deportata alla fine della guerra. Ma come morì Jakov? Ufficialmente nel campo di concentramento di Sachsenhausen nel 1943, ma in realtà anche qui le versioni sono 3. La prima, secondo la propaganda tedesca nel 1943, parla di un tentativo di fuga e della sua morte contro la recinzione elettrificata del campo di concentramento. Una seconda versione lo vuole invece cadere sotto il fuoco delle guardie, sempre in un tentativo di fuga mentre scappava contro il muro di cinta. Vi è poi una terza versione che parla di suicidio. Si parla di suicidio nel Sunday Times negli anni 80 e nel Telegraph nel 2001. Secondo questa versione è stato proprio Jakov a gettarsi contro il filo elettrificato proprio per suicidarsi. Ma a questo punto la domanda è: perché Jakov ha tentato il suicidio? L'unica cosa certa è che il corpo di Jakov non è mai stato ritrovato e questo potrebbe quantomeno creare un dubbio su tutto quanto finora asserito. Mettendo insieme tutti questi indizi, possiamo sostenere che Jakov fosse il capitano Monti? Il Tarzariol, nella sua minuziosa ricerca, parte dalla somiglianza tra le foto del figlio di Stalin con quelle del capitano Monti durante la Resistenza, ma non si ferma qui e raccoglie ben altri particolari e altre prove.
Tra le varie testimonianze raccolte, fondamentale è il ritrovamento nel portafoglio del Monti di una foto di famiglia che è innegabilmente simile alle foto pubbliche della famiglia di Stalin. Ora, perché un soldato dovrebbe avere nel proprio portafoglio la foto della famiglia di qualcun altro? Oltre all'oggettiva somiglianza fotografica di Yakov con Monti, c'è anche il profilo culturale da tenere presente. Il capitano Monti conosceva ben 5 lingue. È molto difficile che un semplice contadino come era Varashvili, conoscesse 5 lingue. E poi c'è il mistero del trafugamento del corpo dal cimitero di Tovena. Perché trafugare il corpo di un semplice soldato? Tutti questi indizi portano a pensare che Yakov, il figlio di Stalin, fosse il capitano Monti. Sempre secondo il Dalmas, Monti, quando beveva 2 bicchieri in più, faceva chiare allusioni alla sua appartenenza alla famiglia di Stalin e infatti aveva sempre grandissime difficoltà tutte le volte che doveva compilare l'anagrafica per la brigata. Spesso infatti se ne occupava Peter. Ci sono poi le testimonianze di Paola Liessi, la compagna del Monti, che ha testimoniato diversi episodi. La calligrafia del capitano Monti, lasciata sul retro di una foto in possesso della Liessi, che ritrae il Monti e Peter. Trova analogie con la calligrafia attribuite a Yakov, oltre poi alla firma, che appunto era Yakov. La Liessi inoltre afferma che parlando della sua famiglia, il Monti accennò ad una sorella, Svetlana, guarda caso come la sorella di Yakov. Per non parlare poi di quanto si innervosiva in generale quando parlavano di Stalin e quanto poco comunque parlasse della sua famiglia. C'è poi un'ultima cosa, la ferita, nella zona alta della spalla del Monti, sempre testimoniata dalla Liessi, che combacia perfettamente con la ferita nella spalla di Yakov. Ma la storia continua anche alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Paola Liessi racconta delle continue visite ricevute dall'ambasciata sovietica, con tanto di proposta di far studiare il figlio Giorgio in Unione Sovietica. Che senso avrebbe avuto interessarsi così tanto del figlio di un contadino russo? A partire dagli anni 70, numerosi sono stati i viaggi dei Zambon in Russia, allo scopo di indagare la veridicità di questa presunta parentela con Stalin, prima e dopo il governo Gorbaciov. Con Gorbaciov, appunto, è stato istituito anche un deputato georgiano che doveva indagare insieme alla famiglia sulla veridicità di questa tesi. La chiave per risolvere questo mistero nel 2020 sarebbe praticare l'esame del DNA ad Alessandra Zambon. Questo sicuramente chiarirebbe ogni dubbio in merito alla parentela, o presunta tale, con Stalin. Concludiamo questa vicenda con un'unica certezza. Nel 1944 un georgiano è giunto in Italia ed è morto nel 1945 per la libertà di tutti noi. Che fosse Georgi Varashvili o che fosse Yakov, il figlio di Stalin, non cambia nulla alla nostra storia.